Euroregione.news. GDO nel bilancio Aspiag, le scelte per il territorio. I numeri sono quelli di un colosso multinazionale della grande distribuzione organizzata, la GDO, tra i primi 10 in Italia, presente particolarmente in Slovenia, Croazia, Ungheria, in Austria, dove si trova la casa madre, e in quasi altri 50 paesi del mondo. Un gruppo che nel 2022 ha fatturato a livello globale 18,63 miliardi di euro con 3.289 punti vendita, investimenti per 690 milioni di euro e oltre 91.000 collaboratori e collaboratrici. Se in Austria il gruppo si chiama Spar, in Italia i tre marchi che lo contraddistinguono e che fanno riferimento a Spar sono The Spar, Interspar ed Eurospar, ha ricordato il direttore The Spar per il Friuli Venezia Giulia, Fabrizio Cicero, in apertura del consueto appuntamento annuale con i media per la presentazione del bilancio. In Italia, dove il gruppo è presente dal 1963, i tre brand sono portati avanti da 6 gestori che coprono 17 regioni sotto il coordinamento del Consorzio Nazionale The Spar Italia. Uno di questi gestori, che per peso rappresenta il 61% del fatturato, è Aspiag Service, operativa in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e da poco in Lombardia con l'inaugurazione di un primo punto di vendita. Ma se in Lombardia siamo all'inizio, nel resto dell'area geografica Aspiag i numeri sono ben diversi. Un bilancio 2022 positivo, l'azienda nella sua globalità in Italia ha superato i 2 miliardi e mezzo di fatturato, crescendo del 3% su un 2021 e in un anno così complicato come lo è stato il 2022 riteniamo che questo possa essere un risultato molto buono perché poi siamo riusciti a fare anche degli investimenti importanti. Abbiamo investito oltre 70 milioni di euro in ben 11 nuove aperture e delle altre ristrutturazioni importanti, oltre ad un impegno economico orientato agli ammodernamenti necessari alle politiche di sicurezza e di sostenibilità ambientale del gruppo, per esempio nella sede Aspiag di Udine l'installazione di pannelli fotovoltaici che affrancheranno totalmente la struttura dall'utilizzo del gas. E ci hanno permesso anche per la prima volta nella nostra storia di poter aprire un nostro negozio in Lombardia. Abbiamo aperto un Interspar a Mariano Comense e quindi abbiamo cominciato a mettere un piedino in questa regione così ambita, così bella, così grande, così complicata. In tutte le regioni di competenza 561 punti vendita tra diretti e affiliati e quasi 9.000 collaboratori per il 90% assunti a contratto indeterminato. Abbiamo assunto 290 persone che sono entrate a far parte della grande famiglia The Spar, che oggi conta in tutta l'azienda 8.880 persone. In Friuli Venezia Giulia abbiamo superato la soglia storica delle 2.000 persone, siamo a 2.100 circa e di questi 2.100 il 90% sono contratti a tempo indeterminato e di queste 2.100 persone il 30% è uomo e il 70% è donna. Oltre 2.000 persone che operano in 80 punti vendita diretti e 51 affiliati. Il fatturato 2022 è stato di 637 milioni di euro, anche qui l'incremento è del 3% e gli investimenti toccano i 4 milioni di euro. Di oltre 6.900 referenze sugli scaffali, ben 1.115 in Friuli Venezia Giulia sono relative a prodotti locali provenienti da oltre 95 aziende del territorio e scelte attentamente in base a tipicità, qualità e territorialità, una strategia per poter meglio dialogare e farsi apprezzare dal territorio. Abbiamo lavorato, abbiamo abbinato il marchio della regione, io sono il Friuli Venezia Giulia, con il marchio che ormai da molto tempo noi in tutta l'azienda stiamo spingendo e promuovendo, che è Sapori del territorio The Spar. Questi due marchi assieme hanno creato un elenco, un numero di referenze importanti. A questo si aggiunge la politica di contenimento dei prezzi dell'azienda con i cosiddetti MDD, prodotti a marchio del distributore, linee di prodotto che si trovano sotto 29 brand diversi di proprietà esclusiva Aspiag, di cui uno in particolare, la linea S-Budget, con le sue 600 referenze a scaffale, che sta ottenendo performance a doppia cifra, consentendo un risparmio nei nostri portafogli del 30% sulla spesa. Un modo per Aspiag di contribuire a mitigare gli effetti inflattivi che si aggiunge alla
decisione di prenderseli questi costi parzialmente in carico, agendo così da ammortizzatore sociale. Non si ferma solamente alla politica di prodotto l'impegno restitutivo di Aspiag al territorio, che passa anche dalle sponsorizzazioni a sostegno dello sport, del calcio, del basket e dell'associazionismo. Sono 75 le onlus del territorio che attraverso il banco alimentare hanno trasformato nel 2022 ben 394 tonnellate di alimenti prossimi alla scadenza, ma pienamente utilizzabili in quasi 1 milione di pasti da distribuire alle famiglie in difficoltà. Va detto a questo proposito che Aspiag toglie i prodotti dagli scaffali prima che giungano alla scadenza segnalata in etichetta. Una lotta allo spreco alimentare direttamente collegata alla solidarietà. Noi in Regione siamo presenti in circa 80 comuni, quindi abbiamo veramente una presenza capillare e da sempre cerchiamo di rendere parte di quello che è il territorio ci dà, cerchiamo di renderlo alle comunità. Come? Lo facciamo attraverso delle attività di charity e quindi attraverso attività che vanno a supporto delle persone che ne hanno bisogno. Faccio l'esempio abbiamo aiutato delle famiglie ucraine scappate dalla guerra che stavano a Sappada, abbiamo aiutato tante realtà locali, delle case di riposo che avevano bisogno di essere supportate. Abbiamo fatto, come ogni anno durante la giornata internazionale della donna, abbiamo fatto una raccolta fondi molto importante. Charity, come quella che viene organizzata in occasione della Giornata Internazionale della Donna, che nel 2022 ha portato alla raccolta di 84.000 euro a beneficio dell'associazione Voce Donna di Pordenone. Qui i protagonisti sono gli stessi clienti del gruppo Aspiag che, consigliati a farlo dalle cassiere, scelgono di arrotondare gli scontrini con micro donazioni. Ogni volta i risultati sono indicativi della sensibilità della comunità regionale, che Aspiag ha il merito e la possibilità di poter raggiungere capillarmente. Questi sono alcuni esempi, ma potrei parlare di sponsorizzazioni. Noi sponsorizziamo dalle grandi società, in questo caso parliamo dell'Udinese Calcio, sponsorizziamo alcune squadre di basket importanti, una tra tutte è il Ligos di Cividale che sta facendo risultati eccezionali, ma sponsorizziamo anche tutta una serie di micro attività e micro squadre che possono essere aiutate, perché oggi mai come adesso il pubblico ed il privato devono lavorare assieme per poter realizzare il meglio di quello che si può realizzare. Sul versante della solidarietà non manca l'azione permanente anche su quello della formazione, sia verso i dipendenti che verso l'esterno, nelle scuole, per la diffusione di una corretta cultura alimentare.